Verso le feste di luglio, restaurati 2 gruppi scultorei del Maragliano custoditi in cattedrale, uno è già stato ricollocato, l'intervento sul secondo è ancora in corso e potrà essere seguito dal pubblico. Anche a Rapallo si prepara alle feste in onore di Nostra Signora di Montallegro. Quest'anno, a causa dei lavori sul lungomare, cambierà il percorso della processione mariana. Don Stefano Libini, accolto come nuovo parroco di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. Vi chiedo di lasciarmi entrare, ha detto con umiltà, esortando i fedeli alla collaborazione. Festa di Sant'Antonio da Padova, il vescovo ha celebrato la messa nel santuario chiavarese, 2 i miracoli che rendono attuale l'insegnamento del santo. Affidiamoci alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo, questo l'invito di Monsignor Tanasini in occasione della solennità del Sacro Cuore, celebrata nella chiesa dei Padri Oblati a Chiavari. Portate avanti i vostri sogni, sempre, è l'invito dell'attrice Cristiana Capotondi intervenuta a conclusione del laboratorio creativo per le giovani donne promosso dalla diocesi. Infine, la Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante apre le sue porte tutti i venerdì sera d'estate. Sarà un'occasione per residenti e turisti per pregare e per partecipare a degli incontri. Un saluto a tutti, bentornati a Noi Chiesa. La diocesi si prepara alle feste di luglio e c'è già un primo appuntamento di valore culturale, storico e spirituale. Infatti sono state restaurate 2 macchine d'altare che sono custodite nella cattedrale di Chiavari. Il lavoro è stato possibile grazie alla Compagnia di San Paolo che copre il 60% della spesa, circa 54.000 euro. Il resto sarà finanziato dal Comune grazie alle donazioni di numerosi privati. Andiamo a sentire le interviste. Hanno recuperato splendore i 2 gruppi scultorei del Maragliano conservati in cattedrale. Il restauro, iniziato nell'aprile 2017 e in via di conclusione, ha messo in luce i colori delle 2 opere, custodite di fianco al presbiterio. Sono 2 macchine d'altare che un tempo erano casse processionali di oratori, corporazioni religiose, l'oratorio di San Francesco e l'oratorio di Sant'Antonio Abate, che sono migrate in cattedrale, si sono riqualificate come macchine d'altare soltanto alla fine del Settecento in epoca napoleonica con la soppressione degli oratori. Si tratta del San Francesco che riceve le stimmate e le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto. Il primo è stato ricollocato in chiesa e può già essere ammirato dai fedeli. Adesso notiamo il rosso intenso del Cristo Serafino, i panneggi ricamati dell'angelo, gli incarnati che erano diventati ormai marroni, adesso sono di un rosa naturale. Per la cassa del Sant'Antonio che potrete vedere durante le giornate di apertura al pubblico si notano anche qui i bellissimi panneggi dorati degli angeli e gli incarnati di tutti i serafini appesi alla gloria della roccia. Se la prima opera del Maragliano è già in cattedrale, la seconda è ancora sotto i ferri dei restauratori. Il laboratorio è stato allestito nell'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. Le ultime fasi di restauro potranno essere seguite dal pubblico in 5 date. Il primo giorno di apertura sarà il 28 giugno prossimo, dalle 10 alle 13. Per partecipare è necessario prenotarsi presso lo IAT, ovvero l'ufficio di accoglienza turistica presso la Torre Civica, anch'esso da poco adibito a spazio culturale. L'inaugurazione ufficiale si terrà in cattedrale sabato 14 luglio alle 21 con il concerto della superba Chamber Orchestra, un modo per entrare in contatto con l'arte ma anche con il valore spirituale dei 2 gruppi lignei. Il San Francesco con le stimmate vuol dire la immedesimazione d'amore di Francesco col suo Signore. Chi sono io? Chi sei tu? E Sant'Antonio è la lotta contro chi vuole allontanarci da questo amore. Sono 2 gruppi, che dicono in modo artistico e quasi immediato a rifletterci che il valore che hanno per il cammino anche della fede di quelli che sono credenti. Vediamo tutte le date per poter assistere al restauro della seconda opera del Maragliano nell'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari. Oltre al 28 di giugno, anche il 5 e il 12 luglio dalle 10 alle 13, sabato 30 giugno e sabato 7 luglio dalle 10 alle 17. Intanto inizia il tempo di preparazione alle feste per Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, la novena da lunedì 25 giugno a sabato 30 giugno alle ore 6 del mattino le lodi e la messa celebrata da Don Gian Lorenzo Borzini, prevosto della cattedrale.
Poi le messe alle 9:30, alle 10:30 e alle 18 e alle 21 la liturgia mariana animata da diverse comunità ed enti della nostra diocesi. E adesso andiamo a Rapallo, anche in questo caso la comunità dei fedeli si prepara alle feste in onore di Nostra Signora di Montallegro. In comune sono stati presentati gli eventi culturali, collaterali e soprattutto gli appuntamenti religiosi. Sentiamo le interviste. Il Comune di Rapallo come si sta preparando alle feste di luglio? Noi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso, perché sapete bene e conoscete bene le dinamiche che sta vivendo la nostra città, un periodo di cambiamento profondo, tantissimi lavori che naturalmente questi vanno a incidere sul percorso tradizionale, quindi ci sarà una processione leggermente cambiata. Di fatto i fuochi rimarranno gli stessi, di fatto dal punto di vista del richiamo turistico l'incendio sul castello sarà il medesimo, non cambierà un pochino le distanze dove noi utenti potremo vedere questo meraviglioso incendio dovuto appunto a questi importanti cantieri. E poi un percorso molto importante che abbiamo voluto valorizzare è il santuario di Montallegro. Subito dopo le feste di luglio ci sarà un percorso formativo per le famiglie di rivalutazione del nostro santuario e di forte sensibilizzazione delle famiglie, con una mongolfiera, con tantissime novità e con naturalmente un teatro all'aperto a Montallegro. Quali sono le novità del percorso della processione di quest'anno? Da quest'anno, e solo per quest'anno, dopo l'uscita dell'Arca Argentea della Madonna dal portone centrale, si farà la solita via Venezia, così. Poi al momento del ritorno, quando siamo in via della Libertà, dove c'è l'ex cinema Grifone, lì anziché procedere verso il lungomare, si girerà poi a sinistra e si andrà in primi Corso Matteotti, Corso Italia, Corso Assereto, quindi via Milite Ignoto, e si sosterrà dinanzi al castello più o meno nella consueta posizione. Terminato il Cielo del Castello e lo spettacolo pirotecnico in onore della Madonna, e questo ci tengo a sottolineare, in onore della Madonna, poi si farà come un circuito, quindi dall'altro lato di via Milite Ignoto della piazza, nuovo Corso Assereto, e quindi si rientrerà in Basilica. Ci sarà anche un pellegrinaggio notturno? Come consuetudine, ogni giorno della novena, dal 23, primo giorno di novena, con partenza più o meno indicativa alle 3 del mattino, si sale su percorrendo antichissima mulattiera per poi celebrare la messa al santuario alle 5. Quest'anno sarà animata sul santuario da diversi sacerdoti della nostra realtà, accompagnati dai gruppi giovani e anche dai giovani del nostro seminario, per pregare e affidare alla Madonna il sinodo dei vescovi che la Chiesa Cattolica celebrerà il prossimo ottobre in Vaticano. Ci sarà il pellegrinaggio dei bambini che si farà più in maniera diurna, sempre sabato alle ore 9:30 con la partenza dalla Chiesa di San Francesco, e poi, come tradizione, tutti i giovani di Rapallo con una suggestiva fiaccolata l'ultima notte di novena, con partenza dal castello sempre alle 3 del mattino. Per quanto riguarda Rapallo, il tempo di preparazione prende il via domani, 23 giugno, e sino al 1 di luglio al santuario di Montallegro alle 5 del mattino ci sarà la novena dell'alba con la predicazione di vari sacerdoti della diocesi. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio invece le messe della novena saranno alle 7 e alle 10:30 nei giorni feriali, alle 7:30 e alle 10 nei giorni festivi. Alle 18 il momento della novena con la predicazione di padre James Walsh del santuario di Nostra Signora della Guardia di Velva e di padre Attilio Fabris dell'abbazia di Borzone. Inoltre ricordiamo che il 23 giugno alle 9 ci sarà il pellegrinaggio dei bambini al santuario con la partenza dalla chiesa di San Francesco, mentre domenica 24 giugno alle 15:30 la Santa Messa con l'unzione degli infermi, anche questo nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio.
Parleremo poi nei prossimi giorni, nei nostri telegiornali, di tutti gli appuntamenti che ci porteranno alle feste dei primi di luglio nella nostra diocesi. Ora cambiamo tema e parliamo invece dell'ingresso di Don Stefano Libini come nuovo parroco di Santa Maria del Ponte a Lavagna di San Lorenzo di Cogorno. Il sacerdote è stato accompagnato dal vescovo, il quale ha avuto pensieri di ringraziamento per il parroco precedente, Don Gianluca Trovato, e Don Stefano Giupponi, che ha guidato temporaneamente le comunità negli ultimi 5 mesi. Don Libini rimane viceparroco a Santa Maria Madre della Chiesa, sempre a Lavagna. Vediamo il servizio. Bussando leggermente alla vostra porta, chiedo cortesemente, lasciatemi entrare. Lo chiede con commozione Don Stefano Libini ai fedeli di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. È una valigia pesante anche se non contiene granché, dice con semplicità. Un bagaglio che il sacerdote 54enne, ordinato 2 anni fa, ha riempito con l'esperienza in Val Graveglia. Chiede di essere accolto dunque, sicuro che solo con l'unità e la collaborazione si possa costruire un buon percorso di chiesa. Speriamo che la rotonda fatta sia anche per noi un modo per mettere in circolazione il nostro lavoro, il nostro essere fratelli, e poi per poter poi prendere tutte le direzioni che sono le direzioni più disparate, quelle in cui c'è l'umano, c'è l'umanità. Il vescovo, nel presentare Don Libini, invita a mantenere un cuore fiducioso. Il sacerdote, spiega, arriva in un momento particolare di comunione per tutta la diocesi. Stiamo camminando, come abbiamo detto domenica nella grande assemblea diocesana, per edificare una comunione più stretta. Viene qui lui per favorire questa comunione e questa collaborazione. Nel discorso finale Don Libini ha salutato i fedeli delle valli che, ha spiegato, aveva iniziato ad amare. Al termine un momento di festa nel campetto parrocchiale. Auguro a lui di trovarsi bene, noi ci mettiamo tutto l'impegno, certo che la comunità è abbastanza estesa, quindi in lunghezza più che altro, e si spera che lui ci accolga bene. Ecco. Il compito per Don Stefano sarà quello proprio di riunire le generazioni? Secondo me il compito principale è quello lì, sì. E poi speriamo che riesca un po' di nuovo a darci un po' non so neanche, di forza e di gioia nel servire anche la Chiesa, diciamo. Ha cercato di venirci incontro, di capire le nostre difficoltà, abbiamo con lui gioito, abbiamo pianto con lui, ci siamo comunque sentiti seguiti e anche voluti bene. Una persona semplice ma allo stesso tempo un carattere forte, che però ci porta proprio a dirci che la fede non è facile, ma che dobbiamo fare questo cammino per riuscire a vivere l'eternità già qua. Questo mi sembra che è quello che ci ha voluto dire in questo poco tempo che è stato con noi. E ora veniamo a Chiavari, parliamo della festa di Sant'Antonio. Il vescovo ha celebrato la messa nel santuario chiavarese di via San Francesco. In questo caso ha parlato dell'attualità di Antonio attraverso 2 miracoli che ancora oggi sono un forte insegnamento di vita. Sentiamo. Ci sono 2 miracoli che affermano l'attualità di Sant'Antonio, a spiegarlo il vescovo nel santuario chiavarese nel giorno della festa. Il primo, dice Monsignor Tanasini, è quello del funerale dell'uomo ricco osannato dalla folla. Antonio non si unisce agli elogi perché, spiega, quella persona ha avuto il cuore nel denaro e non nel cielo. E quando un medico incide il petto del cadavere, ecco che il cuore non c'è, viene ritrovato in cassaforte, in mezzo ai soldi. Il Vangelo, sottolinea il vescovo, insegna che là dove è il tesoro dell'uomo, là è il suo cuore. Un insegnamento forte, oggi, dove contano il benessere e gli interessi, a costo di una grettezza e di un'avarizia di vita capaci di far saltare ogni rapporto umano. Un episodio del genere ha delle conseguenze anche molto alte. Diventa un giudizio sul nostro tempo individualista, dove il benessere sta al primo posto, dove quindi l'interesse supera tutto.
dove cerchiamo quello che ci comoda. Ci sono teorie economiche di grande rilievo che in fondo sostengono questa posizione. Quando Papa Francesco ci parla dell'economia, di un'economia che deve essere al servizio dell'uomo, per il bene dell'uomo e non asservire l'uomo, ci parla di questo. Quando Papa Francesco chiede di rivedere i comportamenti nel grande mondo economico, ci parla di questo. Il secondo miracolo è quello dell'uomo che ferisce mortalmente la moglie in un momento di follia e poi corre da Antonio a cercare perdono. Il santo si inginocchia accanto alla morente e la salva. Non sembra, domanda il vescovo, una storia di oggi, uno dei tanti femminicidi di cui si legge nella cronaca, ma non è questo a rendere attuale il messaggio di Antonio, spiega Monsignor Tanasini, è il fatto che il santo rimprovera l'uomo con forza, per dire l'altro non è un nostro possesso. Non poteva essere così il rapporto tra un marito e una moglie, tra un uomo e una donna. Non poteva esserci dispotismo. Bisognava rispettare la dignità della moglie. Bisognava non sentirsi padroni ma compagni di vita. Bisognava non lasciarsi dominare dall'ira e dalla violenza. Bisognava salvaguardare il valore della vita legato alla dignità delle persone. Perché oggi sembra che questo valore, il valore della vita, che è sempre stato un confine di demarcazione forte, di fronte alla vita ci si è sempre fermati. Sembra invece che così non sia più, che la vita sia qualcosa che si può svendere a poco prezzo. L'attualità di Sant'Antonio è stata scelta anche come filo conduttore nei momenti di preparazione al santuario chiavarese. Sant'Antonio, nel calendario che noi abbiamo preparato all'inizio dell'anno, per questo mese di giugno abbiamo messo una frase che dice lui di sé: senza la misericordia di Dio io Antonio non sarei niente. La misericordia di Dio è come il pilastro che sostiene il cielo e la terra. Se questo pilastro cade, siamo perduti. Affidiamoci alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo. Questo è l'invito che il Vescovo diocesano ha fatto invece in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù. Monsignor Tanasini ha presieduto la celebrazione nella chiesa dei Padri Oblati di Chiavari. C'eravamo anche noi, sentiamo. Lasciamoci riempire interiormente dalla sua pienezza. Ritroviamo il senso della vita interiore, della vita nascosta nel cuore. Sia questo un impegno che vogliamo prendere per essere a nostra volta strumenti dell'amore di Dio. E questo è l'impegno che il Vescovo diocesano ha chiesto ai fedeli in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, celebrata nella piccola chiesa dei Padri Oblati a Chiavari. Nella sua tenerezza di papà, ha spiegato Monsignor Tanasini, Dio ci rivela la sua profonda umanità. Il cuore di Cristo diventa la manifestazione concreta, storica, tangibile del cuore di Dio. Dice l'Apostolo Paolo agli Efesini che egli annuncia le impenetrabili ricchezze di Cristo. Impenetrabili, proprio ci dà il senso della profondità. Le ricchezze di Cristo sono raccolte nel suo cuore, nella profondità del suo essere, ma di qui sgorgano per noi. Ed è proprio dal cuore trafitto sulla croce di Gesù che nasce il mistero della Chiesa. Da lì si riversa la grazia che Cristo ha riservato per il suo popolo, ha spiegato ancora il Vescovo, quella pienezza di cui ciascuno di noi ha bisogno nella sua vita, soprattutto quando il vuoto sembra prevalere, quando la tristezza e lo scoraggiamento sembrano avere il sopravvento. Ci viene detto dal cuore di Gesù
noi attingiamo pienezza. Cioè se riusciamo a entrare davvero nel suo mistero, ed è questo che ci viene chiesto questa sera, entrare nel mistero del cuore di Gesù, allora noi entriamo in una pienezza, ne siamo riempiti. Accogliamo questo fiume di amore, accogliamo questo fiume di grazia, accogliamo questa tenerezza di Dio, lasciamoci affascinare dall'amore senza confini di Gesù. Cambiamo argomento, si è svolto nell'aula magna del Liceo Artistico Luzzati di Chiavari l'incontro dal titolo Le giovani donne di fronte al loro futuro. L'iniziativa è promossa dagli uffici problemi sociali, scuola e pastorale giovanile della diocesi. La serata ha chiuso un percorso condiviso con una ventina di giovani tra i 16 e i 20 anni in alcuni incontri che si sono svolti a livello laboratoriale. A raccontare la propria storia ed esperienza di vita l'attrice Cristiana Capotondi. Sentiamo. Il laboratorio creativo per giovani donne nasce con l'obiettivo di valorizzare la figura femminile in quanto tale, favorire la consapevolezza nelle ragazze delle loro potenzialità, invitandole a riflettere sul cammino che vogliono compiere. A promuoverlo nella diocesi di Chiavari l'ufficio pastorale per i problemi sociali, l'ufficio scuole e pastorale giovanile. Da ottobre a giugno una ventina di giovani si sono riunite con cadenza periodica e aiutate da formatori professionisti hanno messo sul tavolo i loro pensieri sul futuro, le preoccupazioni e anche i progetti. Sono emersi intanto l'identità del femminile, quindi con le proprie caratteristiche, che fa un po' la differenza con invece quella tendenza al gender, all'educazione di gender in cui viene un po' omologato il tutto. Quindi le ragazze hanno segnalato quanto sia importante sviscerare questo tipo di argomento. Poi abbiamo affrontato il discorso dei social network e dell'utilizzo che i giovani fanno dei social network. Oggi i social rappresentano quello che era la piazza una volta. Una volta ci si sedeva a tavolino e si dicevano, si poteva dire di tutto di più fra amici. Oggi si fa la stessa cosa con i social network, però gli effetti sono molto diversi. La riflessione sull'universo femminile proposta alle giovani ha cercato di andare alla radice dell'essere donna, in una visione diversa da quella spesso in prima pagina perché vittima di violenza, titolare di diritti alla ricerca di una parità. La questione è stata posta su un piano antropologico con uno sguardo aperto alle inquietudini e ai desideri che ogni ragazza ha dentro di sé. Stiamo anche pensando di dare degli strumenti per progettare la propria vita, che sono la scuola, perché ovviamente è il momento della scuola, la famiglia, la famiglia di origine, il significato della famiglia di origine, ma anche la famiglia che magari hanno intenzione di costruire, il lavoro con tutte le sfide che ci sono adesso. La mobilità, la possibilità di lavorare in un ambiente solo italiano, ma anche in un'Europa che sta avanzando. Stiamo portando avanti anche i temi legati all'immigrazione, l'accoglienza. Il laboratorio non ha avuto come scopo quello di dare soluzioni o indicare degli esempi, ma di stimolare anche attraverso figure femminili del passato e attuali una lettura personale di ciascuna giovane sul cammino compiuto sin qui e sul percorso futuro. Il momento conclusivo è stato caratterizzato dall'incontro con l'attrice Cristiana Capotondi, che ha dialogato con le ragazze presenti su molti argomenti, a partire da come si concilia il lavoro con la propria vita privata. Ma io credo che la vita professionale sia la vita privata, perché non c'è niente di più privato della realizzazione di un sogno, quindi è tutto in dialogo
e tutto questo mondo va a configurare una persona, quindi si riesce perché fa parte di noi il desiderio magari di avere una famiglia, ma contemporaneamente di realizzarsi professionalmente. L'attrice ha risposto alle tante domande emerse dal pubblico, soffermandosi sull'importanza per una donna di realizzare i propri sogni. Perseguire le proprie convinzioni, i propri valori, quindi cercare di realizzarsi con la propria modalità, ecco. Per esempio nel mio caso significa non ottemperando l'idea del compromesso. Il bilancio di questo primo anno di laboratorio può considerarsi positivo. Le ragazze hanno mostrato entusiasmo per il cammino percorso, ad accompagnarle l'attenzione e il desiderio di prendersi cura di loro che ha mosso gli organizzatori, convinti che la donna abbia sempre inciso sulla società e possa continuare a farlo, se consapevole delle proprie potenzialità e del proprio ruolo. Tutto il percorso che vogliamo fare non è dire che cosa la società ancora non riconosce alla donna, che tante associazioni lo fanno. Noi vogliamo fare un altro passaggio, cioè un momento in cui la donna riflette su di sé e si domanda sull'essere donna, sul cammino fatto e che donna vuole essere. Se tutto il cammino l'ha valorizzata, l'ha liberata, o sono cambiate le forme di schiavitù e pensiamo di essere libere, o invece quante libertà grazie a Dio ha ottenuto e le permette di essere più donna. Questo è il percorso che vogliamo proporre, perché crediamo davvero che dentro a questa consapevolezza, poiché incide nella società, porterà bene alla società e anche agli uomini. Andiamo ora a Sestri Levante. Quest'estate la Basilica di Santa Maria di Nazareth aprirà le sue porte in orario serale ai residenti e ai turisti. Lo farà tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23 fino a metà settembre. Sarà un'occasione per sostare in preghiera ma anche per partecipare ad alcuni incontri. Intanto si stanno togliendo le impalcature dalla chiesa. Su tutto questo sentiamo il parroco. Quanto tempo ci vorrà per rivedere l'edificio senza impalcature? Restavano dei piccoli lavori di muratura all'interno dei campanili che sono stati fatti. Ora la ditta dei ponteggi li sta smontando. Per domenica la chiesa sarà totalmente libera dalle impalcature. Ci sono anche delle interessanti iniziative che riguarderanno la vostra parrocchia durante l'estate, i venerdì nella Basilica. Possiamo spiegare come si terrà questo appuntamento? Abbiamo cercato di rispondere a due chiamate. Una è quella dell'essere una chiesa aperta, accogliente. L'orario dell'apertura della chiesa normale non coincideva pienamente con i bisogni della popolazione, perché durante il giorno c'è chi lavora, perché durante il giorno anche i turisti preferiscono utilizzare la spiaggia. E poi anche l'impegno che ci è stato chiamato dal Vescovo di vivere la pastorale turistica. Sembrava strano che la Chiesa non avesse attenzione a questo. Vediamo quando si terranno, in che orari? La scelta dunque di dedicare il venerdì sera all'apertura della Chiesa. Alcune sere poi ci sono anche degli incontri delle persone che propongono una certa riflessione. Vediamo i più vicini, quelli del mese di giugno. Il 29 abbiamo chiesto alla comunità di Sant'Egidio di darci la sua testimonianza su questo tema scottante degli immigrati, in particolare dell'iniziativa portata avanti dalla comunità di Sant'Egidio e dalla Chiesa Valdese di creare corridoi umanitari per poter far venire chi ha veramente bisogno, chi fugge dalla guerra, senza il pericolo della traversata del mare. Questo è l'ultimo venerdì, il 29. Concludiamo vedendo alcuni appuntamenti in diocesi per i prossimi giorni che ci sono arrivati alla redazione. Iniziamo dalla comunità di San Giovanni Battista che celebra la Natività del Santo Titolare. Domenica 24 giugno alle 18:30 la messa presieduta da Don Federico Pichetto. Alle 20 si terrà la cena di fraternità in piazza San Giovanni. Il ricavato sarà devoluto al centro sociale della parrocchia.
La comunità di San Rufino a Leivi celebra la solennità della Natività di San Giovanni Battista domenica alle 10:30 con la messa, alle 18:30 il Vespro, cui seguirà la processione con l'omelia di Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Nostra Signora di Montallegro, al termine la benedizione eucaristica. Ci sarà un momento anche di condivisione della cena, nel corso della quale saranno estratti i premi della sottoscrizione. Sempre domenica 24 giugno il Vescovo alle ore 11 celebrerà la messa nella chiesa di Pila a Sestri Levante, mentre nel pomeriggio alle ore 16 accompagnerà Don Paolo Nicora nella parrocchia di Zerli per l'ingresso del sacerdote nelle comunità prima guidate da Don Stefano Libini. E concludiamo con la festa patronale di San Pietro. Per la parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari inizia il tempo di preparazione. Domenica alle ore 11 ci sarà la messa e la festa delle famiglie. Gli sposi di ogni età rinnovano le promesse di matrimonio e alle ore 12 ci sarà un aperitivo per tutti sul piazzale della chiesa. Con gli appuntamenti si conclude il nostro appuntamento serale con Noi Chiesa. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.